Eccoci qua. Benvenuti e ben ritrovati ai nostri amici che ci seguono in maniera fedele e fedelissima. Questa sera con il nostro caro amico Flavio tratteremo degli argomenti abbastanza scottanti e comunque di attualità, anche se vanno a riprendere le radici nella storia. Dare un titolo a questa puntata non è semplice. Forse quello che mi è venuto in mente, vedendo un po' gli argomenti che Flavio tratterà, era: chi definisce oggi che cosa è vero oppure che cosa è accettabile? Questo è. E quindi, prima di introdurre Flavio, direi di dare il via alla nostra sigla. Eccoci qua. Flavio, buonasera. Ben Buonasera trovato. anche a te. Devo lanciare immediatamente un Lanciamolo. appello a chi avrà il piacere e l'occasione, e spero non il dispiacere, di vedere questo video. Mettete dei commenti per rincuorare Gianluca, che si è offerto di essere presente e testimone nonché supporto in questa puntata, nonostante sia influenzato, lo vedete bere la tisana dei miracolosi e prodigiosi elementi che riescono a farlo sopravvivere. Ecco qui, manca solo il termometro per misurare la temperatura, però Gianluca non può perdere l'occasione di essere presente e Assolutamente. quindi io lo ringrazio, ma mi auguro vivamente che anche voi siate solidali con il nostro Grazie. amico Gianluca. Grazie Flavio, sono io che ringrazio te. Allora, veniamo alle cose, diciamo, più importanti. Di cosa ci vuoi parlare oggi? Voglio parlare di boiate, nel Oh, senso che, eh sì, beh, sono terribilmente di moda e soprattutto quasi necessarie. Parto in base a quel percorso che abbiamo fatto con storia, memoria, vite, eccetera, eccetera, dove è importante sapere cosa succedeva nel passato per riuscire a riconoscere il presente e faccio presente che non sto accusando assolutamente nessuno, anzi mi viene sicuramente da ridere. Parto con l'Inquisizione, che è ah, un messaggio allegro e molto leggero. decisamente confortante, molto leggero. Tutti i dati sono presi dalla documentazione disponibile a tutti quanti, non è una ricerca particolarmente raffinata, ma Mhm. qualche spunto per rinfrescare la conoscenza. Siamo sui viaggiatori della conoscenza e lì dobbiamo stare. La nascita dell'Inquisizione è datata tra il 1231 e il 1233, anche se già nel 1184 c'era un decretale ad abolendam diversarum heresiarum, eccetera, eccetera, di Papa Lucio III. Qui è simpatico perché c'era Papa Lucio III, poi questa campagna è proseguita con Innocenzo III, Onorio III, lasciamo perdere i papi che si nominano col numero terzo perché non portano decisamente bene e comunque hanno dato origine finalmente con la ratifica di questa istituzione che era denominata Tribunale per l'Inquisizione. Nel 1252, quindi pochi anni dopo, Innocenzo IV, quindi abbiamo fatto carriera, siamo arrivati al numero 4, ha autorizzato l'uso della tortura perché gli eretici già ritenuti colpevoli, quindi dopo un interrogatorio con l'autorità religiosa, rendessero all'autorità civile un'aperta confessione, mi viene da ridere, Spontanea. sì, una spontaneissima confessione dei loro reati, insomma delle cose che avevano fatto, Certo. affinché potessero essere giustamente
dovrei dire, Puniti. puniti dalla legge civile, per cui ci laviamo le mani, cioè Ponzio Pilato era un maestro di grande categoria perché noi ci laviamo le mani ed è la giustizia civile che li punisce. Noi li abbiamo soltanto un attimo torturati e interrogati e poi sulla base di questo, giustamente, poi se ne occupa la giustizia perché la bontà regna infinita. E quindi chiunque avesse qualche cosa da nascondere, poi dopo tortura smetteva di nasconderla. E va bene, per cui ricordo, siamo nel 1252, per cui XIII secolo. Cosa capita poi? È che a distanza di 300 anni, un certo dannato individuo denominato Martin Lutero inizia a propagandare un ritocco della teologia che a suo avviso era necessario perché la sua considerazione era più o meno la seguente. Il perdono non poteva arrivare dall'organo Chiesa, ma bensì era un libero dono di Dio, quindi nessuno poteva permettersi il lusso di perdonare dei peccati sulla base di un'autorità che in realtà era un'autorità inferiore a quella della divinità. Poi in realtà, se dobbiamo essere un po' malvagi, che cosa c'era sotto? La ribellione di Martin Lutero era diretta verso la vendita delle indulgenze, per cui il perdono, pagavi la multa e qualunque peccato tu avessi commesso, te la passavi bene così. E quindi l'Inquisizione sposta, anzi allarga il suo interesse anche su questa banda di malfattori atei che seguivano le proposte di Martin Lutero. Però saltiamo degli altri secoli e ci accorgiamo che nel 1800, quindi nel XIX secolo, la maggior parte, anzi tutti gli stati europei hanno soppresso i tribunali dell'Inquisizione. Non è durato 5 minuti, visto che sono passati 600 anni. Comunque, poi erano caduti in disuso perché effettivamente nel 1600 erano soprattutto gli spagnoli, poi gli altri un po' non se ne interessavano più di tanto. Tranne uno Stato che l'ha mantenuta fino al 1908. Prova a indovinare che Stato ha mantenuto. Il Vaticano? C'è un indovino, certo, dove più che toglierla gli è stato cambiato il nome, per cui è diventata la Sacra Congregazione del Santo Uffizio. A seguire, nel 1965 è diventata Congregazione per la Dottrina della Fede e nel 2002 è diventata Dicastero per la Dottrina della Fede. Però, tranne avergli cambiato nome, in realtà la struttura esiste ancora. E qui ce la siamo presa con dei poveri personaggi pressoché innocenti, ma era giusto per fare un esempio di quanto siano veloci certe strutture a recepire la decadenza di un tema piuttosto che un altro. Quindi c'è in effetti passato un po' di tempo prima che le modifiche fossero messe in atto. Beh, era tutto proporzionato alla velocità dei secoli, insomma, che erano molto più lenti rispetto ad oggi. 6 secoli, cioè 6 secoli non è. Corrispondono a 60 anni di adesso, credo. Va bene, d'accordo. Vabbè, allora visto che abbiamo fatto anche dei filmati relativi alla lunghezza dei processi e a individuare i colpevoli di determinate stragi, grosso modo andiamo bene. Vabbè, nel 1700 circa, e ci spostiamo dall'ambito religioso a quello più filosofico, si instaura un meccanismo particolarmente importante che è la corrente filosofica dell'illuminismo, che in qualche modo ha anche contribuito poi a smontare il sistema di cui parlavamo prima. Le basi dell'illuminismo sono la ragione, la libertà individuale, l'uguaglianza e la critica alle istituzioni tradizionali. Nella messa in atto di questi meccanismi, la prima
struttura, per cui il primo esame delle situazioni è destinato all'utilizzo dell'empirismo e del razionalismo. Cerchiamo di ragionare, di smontare determinate convinzioni radicate che però non hanno dei sostegni e dei supporti di conoscenza più che di coscienza, per cui il razionalismo aveva l'idea di mettere in atto un'apertura anche della società in termini più ampi, e in particolare l'empirismo, che non è una nascita del XVIII secolo, l'empirismo è storia molto vecchia, però richiedeva di mettere alla prova le situazioni, verificare che fossero reali e realistiche, non soltanto reali, e quindi empirismo e razionalismo danno il via con personaggi decisamente noti come Locke, Cartesio. Abbiamo una bella sfilza di soggetti di grande levatura. E il secondo punto è quello dei diritti naturali. Gli uomini sono nati con diritti inalienabili come, adesso se vuoi godertela, la libertà, la proprietà e la felicità. Quindi tutti quanti hanno il diritto di essere liberi, di avere qualche cosa e di essere felici. Segue il contratto sociale, spinta decisamente da soggetti come Rousseau, dove l'idea basata su un potere del governo che deve derivare dal consenso dei governati ha qualche cosa di molto in comune con la democrazia. Poi abbiamo il laicismo e soprattutto l'istruzione e la divulgazione. Quindi la conoscenza deve essere accessibile a tutti per favorire il progresso sociale. Bene, allora noi, dopo innumerevoli esempi di buona volontà, possiamo iniziare a prendere in esame proprio il comparto della conoscenza e prendere degli esempi eclatanti che arrivano proprio da questi ultimi periodi, queste ultime settimane, dove abbiamo visto, per esempio, due soggetti di notevole levatura come il presidente della Repubblica francese Macron, laica, figlia della rivoluzione francese, dove liberté, égalité, fraternité regnano sovrani, con la presidente, se non mi sbaglio, Takaichi o qualche cosa del genere del Giappone, dove mettono in atto la fusione dei Super Saiyan tratta da un cartone animato che andava in voga un po' di anni fa e che effettivamente, a mio avviso, per quanto riguarda sapienza e buon esempio, non sono il massimo. Tant'è vero che dedicherei a loro la foto di copertina, perché la sapienza va dispensata a piene mani e senza economia. Credo che se la meritino, ma non è mica finita lì, per il semplice motivo che, sempre per fare un altro esempio, e ovviamente voglio bene a tutti e non ce l'ho con nessuno, come presidente dell'Ucraina è stato eletto, forse anche no, non ho fatto io i conteggi delle votazioni, quindi non ne ho la più pallida idea, è stato eletto un soggetto sulla base di aver interpretato un presidente illuminato in una lunga serie televisiva, e tra l'altro quello che fa ridere è che era anche prodotta dalla Federazione Russa, per cui la simpatia è duplice, e questa serie televisiva ha fatto sì che poi salisse alla carica di presidente del proprio Stato, e a questo punto io direi, siccome devo cambiare medico curante perché il mio è andato in pensione e quindi devo fare le pratiche all'ASL, avevo pensato di scegliere questo come medico curante, perché credo che un medico così non potrebbe certo creare dei problemi. Me lo consigli?
Lo vuoi anche tu? Eh no, sei fuori regione. Sì, io però non uso i medici, quindi come si vede mi auto Beh, ma un medico di base ce l'avrai pure, no? no, non Vabbè, ancora. non Non l'ho ancora, vabbè, non importa. Poi abbiamo una dichiarazione che è stata poi smentita pesantemente perché sembra che fosse qualche cosa di montato a bella posta in modo da svergognare la classe politica, ma ammesso che sia vero, sembra che sia stato dichiarato da un soggetto senza nome perché non ho preso nota, ma non mi mh-mh. interessa neanche perché è bella la citazione, che se Gesù avesse voluto che l'America parlasse spagnolo e che lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl fosse in lingua straniera, non avrebbe scritto la Bibbia in inglese. Adesso io nella mia ignoranza ho la vaga sensazione che la Bibbia non sia stata proprio scritta in inglese. Però se uno pubblicamente non ha vergogna a dire una cosa del genere, secondo me merita la nostra copertina. Non la Assolutamente. Ma è anche poca quella. anche poi vabbè, non ne ho trovata una che riuscisse a produrre un getto di chiamiamolo concime più più evidente. Comunque, altrimenti siamo Eh. stati presi per soggetti di questa categoria. Beh, l'importante è esserne loro son convinti di queste cose. Insieme agli israeliani sono i 2 paesi più messianici di tutti, no, che devono esportare in tutto il mondo il loro credo. Sì, va bene. Sono contento per loro, l'unico piccolo problema è che adesso come adesso, con l'ampiezza della comunicazione e la possibilità di ricevere messaggi da tutto il mondo, l'eventuale figura non proprio sublime è destinata a 8 miliardi di persone che probabilmente Certo. non ti prendono molto sul serio. Ma poi abbiamo anche di meglio, Ah perché sì? questa non è stata neanche smentita, Eh, perché il Peter Thiel, amministratore di Palantir, che già Palantir è un nome tratto dal Signore degli Anelli e la palletta che esatto. ti fa vedere, e quindi anche qui siamo abbastanza sul piano dell'infanzia, almeno come capacità di cogliere i significati dell'esistenza, dove Ah-ah, Trump ci salverà dall'anticristo, certo. mica dall'ultimo arrivato. Cioè ci Quindi, salverà da lui stesso. e per cui credo che anche il CEO di Palantir meriti la copertina, anche lui. Oh dai, diamogli una bella coperta. Diamogli Una una coperta copertina. calda. Oh, là, che tra l'altro è origine della vita perché Certo. il vegetale ne risente decisamente bene. Poi vorrei lanciare un appello. Nel caso in cui dovesse essere necessario sostituire o avvicendare in qualche modo il presidente dell'ONU, il segretario generale dell'ONU, anzi, per essere più precisi, io avrei una proposta. Facci vedere. Ti Mostrala. interessa? Vuoi la proposta? Sì, Sì. eccola qua. Addirittura ha avuto vergogna. E qua Vabbè, intervengono i poteri forti, eh. intervengono i poteri forti. Questo signore può in effetti gestire gli equilibri del mondo perché ha una visione sicuramente molto realistica di ciò che avviene sul pianeta Terra e quindi io mi affiderei a lui. Non so se tu sei d'accordo oppure no. Abbastanza. Peccato che Sì. non possa essere eletto a suffragio universale perché sennò 2 voti li avrebbe presi di sicuro. Però c'è un altro candidato che non scherza per niente perché ha delle potenzialità tutt'altro che indifferenti, sarebbe questo, che tra l'altro ha una personalità multipla, quindi potrebbe occuparsi anche di casi Perfetto. molto complicati, però vabbè.
il candidato ideale. Decideremo. E per concludere, ho finalmente una notizia che è più reale delle precedenti. Cioè? È stato scoperto tramite osservazione astronomica, tra l'altro accreditata da fonti decisamente importanti, come vedete, questo telescopio è il massimo ritrovato della tecnologia moderna, è stato avvistato questo oggetto nello spazio e tutti si pongono delle domande per cercare di capire se si tratti di un satellite della Luna, un bisatellite, per cui un satellite di secondo livello della Luna e che non avevamo mai visto perché stava sempre nascosto dal lato che per la Terra non è visibile, oppure se sia un progetto, un drone iraniano o peggio ancora russo, che camuffato da Cavolino di Bruxelles, e tra l'altro Cavolino di Bruxelles, per cui non una città a caso, Qualunque. e ci osserva e ci spia facendo finta di essere un vegetale che naviga nello spazio. Che galleggia. E questa è vera, assolutamente. Questa l'ho sentita anch'io su Nature, una rivista L'hai sentita? Nature. Ok, Sì. benissimo. Beh, devo dire che ci hai dato delle notizie, insomma, che bene o male le avevamo lette sui giornali, ci avevano informato, insomma, quindi queste belle notizie che ci rendono pieni di gioia, no? L'ultima credo che non l'abbiano letta in tanti, tu perché sei molto informato Io e sì, quindi... io sì, essendo complottista mi informo in vari Okay. modi. Però credo che quell'oggetto No, quella sia... devo dire che ho fatto fatica anch'io a scoprirla in questi giorni, devo dire che è così, caro Flavio, è così. E quindi che parallelismi si possono fare allora? Perché io mentre parlavi mi sono venute in mente un po' di cose, però non so se sei dello spirito giusto di, di fare Come dei no? parallelismi. Sono sempre dello spirito giusto per confrontarmi o per suffragare le tue tesi. Sentiamo. Allora, sentiamo un po'. Beh, quello che ho detto all'inizio della puntata, alla fine, si riduce al punto che il problema è riuscire a capire che cosa è vero e che cosa non lo è. E soprattutto tutta sta necessità di conoscere il vero è così importante, quasi questa ricerca spasmodica delle notizie, è così necessario. Sei terribilmente filosofico in questa serata. Secondo me l'influenza È la febbre, della sono febbre. sotto effetto Certo. analgesico, insomma, tutte sostanze naturali, però niente di... Il tema è abbastanza impegnativo, nel senso che effettivamente la, Hai capito? Hai lanciato tu questi sassi. sì, la realtà oggettiva, quando viene percepita da qualsiasi soggetto, viene in qualche modo smaterializzata, introiettata e più o meno modificata per renderla idonea a combaciare con le informazioni soggettive che noi abbiamo. Per cui una verità univoca non esiste, però c'è un nocciolo di verità che non si può assolutamente trascurare. Quindi il soggettivo crea delle sfumature anche a volte evidenti, ma sotto sotto non è che il concetto di verità sia trascurabile. Poi farsi tirare in mezzo alla ricerca e ad ascoltare determinate informazioni delle quali non ce ne importa assolutamente niente, Esatto. quello diventa veramente una tossicodipendenza pressoché incurabile. Ed è questo che è molto triste, perché c'è una ricerca delle conferme di conferme di cui abbiamo bisogno, di cui diciamo,
la media delle persone ha bisogno per sentirsi a posto con la propria di coscienza. Tra l'altro, quando prima parlavi dell'Inquisizione, non è cambiato nulla. Oggi siamo a quella culturale, mediatica, informativa, no? Due persone come noi possono venire tranquillamente definite come complottisti, eretici rispetto al pensiero comune, no? E quindi son passati 2000 anni, 2500, ma magari anche prima c'erano queste cose, ma non è cambiato nulla. Sono cambiati solo i supporti tecnologici e i modi di agire. Cosa dici? E cambiano i supporti tecnologici, cambia il modo di agire, vengono affinate le tecniche, perché chiaramente quando la popolazione si fa un pochino furba è indispensabile che la comunicazione venga venduta in modo più raffinato. Infatti le teorie di Goebbels sulle 100 menzogne ripetute diventano una verità, eccetera, eccetera, avevano un senso. Ma Certo, adesso mi sembra che qualcuno abbia perso anche quella capacità di dare un senso alle cose. sì. Il cavolino di Bruxelles non per niente è più vero di altre affermazioni, Eh sì, perché una personcina, anzi 2 personcine che dovrebbero essere cariche importanti di 2 stati altrettanto importanti che fanno il giochino dei cartoni animati. Ma allora vestiti direttamente da carnevale, e ti metti il naso rosso e cioè, ma in pubblico, non nascosti dietro sì, sì. all'edicola dove non li vede nessuno, capisci? Cioè, ma per chi cavolo ci hai preso? Questo è questo, bisogna vedere se loro si adeguano a noi oppure noi ci adeguiamo a loro. Non ci dobbiamo adeguare minimamente a soggetti di quel genere, per il Assolutamente. semplice motivo che, come tu dicevi, la verità poi assume caratteri anche soggettivi, quindi ha delle sfumature. E pertanto una persona qualsiasi che vive, per esempio, nelle forze dell'ordine, avrà una visione di Certo, un popolo di delinquenti, perché sono le uniche persone che incontra. Un medico avrà la visione di un popolo di malati, perché sono le persone che incontra nella sua professione è quello. certo. Esattamente come l'artista penserà che tutti quanti siano artisti, perché quelli che lo circondano sono della sua stessa categoria. E allora io temo che questi soggetti che recitano delle parti fuori da ogni logica siano semplicemente circondati da gente della stessa categoria che non ha mai conosciuto il contadino di Codogno che con il suo trattore gira, ma quando scende ne sa sicuramente 100.000 più di queste affermazioni. Certo. Perché un conto è lo studio, un conto è la saggezza e poi bisogna anche vedere chi delle 2 dotazioni diventa più importante per capire le cose. Quindi Flavio, quando prima parlavi anche citavi la riforma luterana, no, alla fine credo che si possa definire come, un accesso, cioè lui spingeva per a far accedere direttamente alla conoscenza, no, si fecero le varie traduzioni della Bibbia in varie lingue e quant'altro. Beh, Certo, il tipo di riforma, oggi è stato oggi ormai da 30 anni, 40 anni, è stato fatto da internet, dove le notizie sono alla portata di tutti, le informazioni, la conoscenza è alla portata di tutti. Però con questa massa di informazioni, secondo me, si arriva, c'è un caos informativo dove veramente bisogna veramente essere abili a districarsi per andare a trovare le notizie vere, quelle che corrispondono alla realtà umana e non alle cose che non fanno parte dell'umano. So che tu non sei d'accordo quando dico non umano, quindi che fanno parte del lato oscuro dell'uomo che sarebbe meglio non sollecitare più di tanto, perché non è che sia molto funzionale all'evoluzione. Cosa ne pensi?
Dobbiamo riconoscere che ognuno di noi ha il proprio lato ombra e ne abbiamo parlato tantissimo, l'unica cosa è prenderne atto, integrarlo e Esatto. non colpevolizzarlo, perché stiamo praticamente colpevolizzando noi stessi e di solito il lato ombra ha una condanna di tipo sociale e morale e non etica, quindi anche lì le valutazioni sono abbastanza complicate. Però per quello che riguarda il discorso, la parte iniziale del discorso, ci sono delle regole base che io ho adottato ereditandole da mia nonna. La prima è: se una persona qualsiasi inizia un discorso dicendo lo dico nel tuo interesse, ti sta fregando. Io dico la verità, sta dicendo una menzogna. E tutte queste affermazioni, se aprono un discorso, vuol dire che c'è qualcosa che non convince. E la Molto. stessa identica teoria è perfettamente valida anche nel caso delle smentite. Se noi due facessimo con l'intelligenza artificiale un video burla giocoso che prendesse in giro qualcuno, Eh, non verremmo smentiti. Non ci sarebbe un'ondata di negazioni, fake news, eccetera, eccetera, che partono addirittura dall'ANSA, da Reuters, dalla, ansia. No, dalla ansia. cima dell'Everest, gente che urla giù dicendo non è vero, perché ci si metterebbe a ridere e saluti a casa, no? E quindi quando c'è un accanimento di questo genere, io temo vivamente che sotto sotto quelle boiate siano state dette veramente. Certo. Eh E, sì. e per cui se uno dice una boiata, temo che sia non di una levatura formidabile e quindi permettergli, non inserirlo in una carica di Stato importante, ma permettergli di rimanere lì, forse non corrisponde alla volontà popolare, ecco. Bravo, e questo mi fa tornare il grande Jean-Jacques Rousseau, che l'hai citato, giusto? Sì, Il quale diceva: lo Stato esiste perché noi lo riconosciamo e lo accettiamo, quindi è sempre un rapporto di scambio tra emittente e ricevente, cioè se il popolo, l'umanità recepisce, accetta quello che gli viene fornito sotto forma di menzogne, è chiaro che poi il rapporto va avanti, quindi si crea un circolo, diciamo, vizioso. Quindi certo. sempre alla fine al singolo, all'essere umano, stabilire che cosa è bene per lui e che cosa no, perché sappiamo che ogni essere umano è unico e irripetibile. Infatti, riprendendo il concetto iniziale, le prime manifestazioni di quella che viene chiamata democrazia e che risale all'antica Grecia, ovviamente le popolazioni a quell'epoca erano in numero molto più ridotto, per cui il vertice della politica poteva riunire tutta la popolazione in una piazza e richiedere il voto a tutti quanti i cittadini. È evidente che poi c'erano delle presentazioni fatte da grandi oratori e non da mentecatti, qui sottolineiamo grandi oratori, e che cercavano di convincere o per il bianco o per il nero e probabilmente c'era anche l'amante del grigetto, Cioè, però sulla base della loro capacità oratoria e delle motivazioni che venivano espresse, poi la popolazione magari si infuocava e si infervorava, però votava democraticamente. E lì era alla luce del sole per il semplice motivo che tutti gli altri che stavano intorno vedevano che avevi alzato la manina. Nel momento in cui tu infili una scheda in uno scatolone, tutti quanti possono fare la famosa azione del giurì in giuretta, però che cavolo ne sai, abbi pazienza. eh sì. Ecco, poi informatizziamola, votiamo direttamente col telefonino, anzi votiamo direttamente
con la carta di credito in modo che ci venga addebitato il disturbo che creiamo l'intelligenza artificiale per contare il voto, e poi la fiducia è l'ultima a morire. No, è la penultima perché rimane la speranza. Tra l'altro, parlando di votazioni, sai che ho scoperto, non lo sapevo prima, che le elezioni in America, i votanti non sono tenuti a portare nessun, cioè non devono presentare nessun documento, ma proprio niente. E quindi facevano questo esempio, che infatti dico, caspita, si definiscono la più grande democrazia del mondo. Ci sono casi in cui le persone vanno a votare in un seggio perché non ti chiedono neanche cioè, la residenza, quindi tu E beh, vai. se non, certo, se non ti chiedono il documento, non c'è neanche Esatto. assegnato il seggio, E vai ci dove ti pare. sono casi in cui c'è gente che ha votato in 4 o 5 seggi della stessa Certo. città, cioè ti rendi conto. E Questo io penso che comunque stia venendo fuori un po' il castello di sabbia su cui è fondata diciamo la società, non chiamiamola civiltà, la società americana. Perché adesso volevo arrivare a questo esempio di attualità, no? L'uomo più potente del mondo per tutti, no? Per tutti è il presidente degli Stati Uniti d'America, il ciuffo rosso. Però quando lui ha fatto l'altra notte, che erano tutti preoccupati, quelle dichiarazioni del tipo entro questa notte la civiltà iraniana sarà distrutta, verranno riportati all'età della pietra, cioè queste frasi erano state usate all'età della pietra quando Einstein definì appunto che con la guerra nucleare la terza guerra, ok, la quarta sarebbe stata combattuta con le pietre, no? Mhm. Bene, alla fine lui è rimasto solo perché tutto il suo entourage, il Pentagono, la CIA, poi il giorno dopo ha smentito che si sarebbero potute usare le armi nucleari, cioè lui adesso è rimasto solo come un cane e quindi mi viene da ridere perché alla fine anche l'uomo più potente del mondo esagera oppure prende delle decisioni di impulso perché quel discorso è stato molto impulsivo, viene isolato, viene messo da parte e adesso verrà, in qualche modo troveranno il sistema di farlo fuori, perché è diventato pericoloso anche per il sistema americano. Anche lì sono vertici che in realtà non hanno potenza propria, perché la struttura non è da vedere in termine piramidale quanto in termine vampiristica. E il vampiro ha bisogno di adepti che diventino vampiri a loro volta, e non c'è una gerarchia basata sul merito, bensì sull'inganno. E pertanto, se tutti quanti gli si sono rivoltati contro, proporrei un, un applauso di solidarietà, ma gli dedicherei in ogni caso anche la Oh, copertina, bravo, perché secondo esatto. me se la merita. Non sono certo, non dovrebbero essere neanche problemi suoi. È proprio vero. Flavio, questa puntata non me l'aspettavo, tutti questi argomenti mi hai veramente sotterrato, non di quella cosa, però mi hai fatto tornare un po' alle cose un po' più semplici, un po' più vere, che alla fine sono quelle più importanti rispetto a tante ideologie, a tante elucubrazioni mentali, insomma. Per concludere, abbiamo la dimostrazione della democrazia, eccola qua, non ci manca altro e possiamo salutare tutti i nostri amici e chiudere la puntata. Grandissimo, bello. Eh sì, e quindi comunque un inno alla libertà, Flavio, lanciamo un inno alla libertà, dai, alla libertà. Certo, libertà e conoscenza, che è il nostro motto, nella Sì, più umile, considerazione del so di non sapere, e quindi più cose
riesco a raccogliere e più il mio bagaglio mi aiuterà a riconoscere gli inganni dell'esistenza. E più sono libero. La conoscenza porta libertà. Esatto. Non come nella caverna di Platone. No, assolutamente. Un Proprio... po' meglio. Beh, certo, perché uno è uscito e sono gli altri che non hanno voluto conoscere e sono rimasti lì. Però al primo momento è rimasto abbagliato, Sì, per cui noi non ci facciamo abbagliare e usciamo poco alla volta, poco con alla volta, calma. con calma. Ok Flavio, grazie mille, grazie per la pazienza, mi sono mutato quando tossivo, spero di non avere interrotto troppo. Diamo l'appuntamento alla prossima puntata, che sarà fra una settimana, e vedremo che cosa ci verrà voglia di raccontare. Raccontare. Credo che in ogni caso la trasmissione del virus tramite web ancora non sia stata documentata. Col 6G ci stanno lavorando, perché il 6G penetra anche nei liquidi e quindi ci sarà tutta una nuova rivoluzione anche lì, quindi vedremo. Però sarà fra Oh, qualche anno, quindi abbiamo ancora tempo. quest- questa è veramente una bella notizia e merita un premio di nuovo, È un perché non liquido anche questo, e quindi è il disinfettante per il 6G. Ok, buona serata, ciao ragazzi, buonanotte, grazie a buonasera. tutti Ciao quanti. Flavio, Ciao. alla prossima.